La solidarietà è più grande della protesta. Sul tema dei profughi, la comunità di Sant'Egidio e la CISL, a nome del volontariato veneto, ricordano a quei veneti che gridano all'africanizzazione della regione i numeri esatti dell'accoglienza. Il Veneto, agli ultimi numeri, accoglie 5.184 profughi, il 6% del nuovo totale, quindi neanche l'8% che sarebbe la quota, mancano ancora 1.000-1.500 profughi. Il Veneto ha nel suo DNA i geni della solidarietà e dell'accoglienza. Su una popolazione di più di 5 milioni di abitanti, sottolineano alla Sant'Egidio, i profughi in Veneto sono quindi oggi poco più dell'1 per 1000. Allora perché i rifugiati vengono visti come nemici? Forse per una reale non conoscenza del fenomeno. Noi accogliamo 1 su 1000 abitanti, in Germania 2 su 1000, in Francia 4, in Svezia 14 su 1000. Profugo non è una brutta parola, nemmeno in Veneto, precisa la CISL del Veneto. Yusuf, 21 anni, del Gambia, musulmano, arrivato a gennaio dalla Libia, in attesa del riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'Italia, studia italiano e cerca lavoro da noi. Ecco cosa ha pensato quando ha visto bruciare i materassi e gettare via il cibo per i profughi a Quinto di Treviso. Quando ho visto il telegiornale sono rimasto scioccato e ho pensato che sarebbe potuto capitare a me. Ho pregato Dio che questo non mi succedesse. In ogni nazione la gente non è tutta uguale, ce n'è di cattiva e di buona. Dobbiamo pregare perché le cose migliorino, perché ci siano buone persone come quelle di Sant'Egidio. Salif, 22 anni, anche lui del Gambia, studia italiano a Padova e gioca a calcio. Vorrebbe poter completare gli studi di informatica interrotti nel suo paese prima della fuga. È stato orribile, ma questa è la vita e la gente non è tutta uguale dappertutto. Posso dire che chi viene qui cerca cibo, una casa e la libertà. La libertà. I veneti non sono più capaci di offrire un bicchiere d'acqua a chi viene da oltremare? Sant'Egidio e CISL respingono questo, mentre ammoniscono gli amministratori pubblici del Veneto. Espressioni razziste e violente che ne possono nascere contraddicono profondamente la storia e la cultura della nostra regione. Guai a noi, sindacalisti, politici, amministratori, persone impegnate, se buttiamo benzina sul fuoco invece di risolvere i problemi.